Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live splash del Marietto Veneziano. Oggi faremo vedere un po' un percorso che il vostro Marietto fa regolarmente per ricaricarsi di elettroni negativi e per chiaramente stare in compagnia con voi. Da piccolino mi ha sempre portato nei boschi a camminare, addirittura io fino a 8 anni ero un pochettino una scimmietta, stavo sempre in boschi, no? E quindi so il valore e il potenziale delle energie che sprigionano i campi, i prati e i boschi. Bene, cari amici, oggi vorrei rispondere alla domanda di una persona che chiaramente segue il Marietto Veneziano e ha visto il famoso circuito donato all'umanità da Ruggero Moretto. Io tra l'altro mi sono permesso, proprio perché so che Ruggero Moretto è un personaggio altruista, di posizionarlo in un ebook, chiaramente descrivendo che è stato lui a donarlo all'umanità, e parlo del quadrante o circuito radionico o quadrante radiostesico, perché in fondo ha due funzioni, della melatonina radionica. Allora, io parlo per esperienza e vi posso assicurare che ho avuto dei riscontri anche con persone che mi hanno contattato, che Ruggero Moretti ha superato se stesso con questo circuito, proprio perché funziona, ha delle qualità importantissime, è gratuito e quindi chi lo attiva con un bicchiere d'acqua e poi in modo empirico trova la sua dose ideale, può sfruttare le vibrazioni di questo circuito per caricare a livello energetico vibrazionale l'acqua con praticamente le informazioni della melatonina. È gratis, funziona, praticamente i farmacisti lì dovrebbero imparare, dal mio punto di vista, le industrie farmacologiche dovrebbero imparare da questo grandissimo radiestesista e radionico di Ruggero Moretti, che praticamente ha divulgato più o meno nel 2004-2005, verso questo periodo, gratuitamente questo circuito. Era il periodo anche di Giorgio Picchi e diciamo che erano e sono, soprattutto Ruggero Moretti, un colosso della radionica. È stato un precursore, è stata una persona che ha dato molto all'umanità. Con questo circuito ha firmato, dal mio punto di vista, la firma per restare sempre nei cuori dei radiestesisti, proprio perché con questo circuito, voglio dire, ha aiutato molte persone a guarire da patologie importanti e in modo gratuito. Quindi chi non vuole comprare la melatonina per vari motivi, perché non si fida degli eccipienti di qua e di là, io chiaramente l'ho posizionato negli ebook, sapendo che Ruggero Moretti l'ha donato all'umanità e lo possono usare chiunque, proprio per rinforzare l'aiuto che lui ha dato all'umanità. Quindi tutte quelle persone che... Ciao Simonetta, ciao Ivana, grazie di esservi uniti nel Marietto. Ciao Sara, ciao Luca, grazie di esservi uniti nel canale e nel diario Marietto Veneziano. Vi ricordo che questa live splash andrà in diretta col sonoro anche nel canale YouTube, importante. Quindi chi non ha possibilità economica di comprarsi melatonina, chi vuole provare, male non fa. La melatonina fa male solo chi non la usa, Dai 35 anni in avanti è sempre meglio utilizzarla, perché vedete, la melatonina che si compra in farmacia non è che sono tutte uguali, no? Quindi io una volta ho avuto un cliente che seguiva il metodo di Bella, ne ha provate 8 prima di centrare quella che avrebbe poi usato lei, perché entrava in sintonia con il suo intestino, il suo corpo, insomma aveva dei risultati tangibili. 8! Quindi è chiaro che non tutte hanno la possibilità finanziaria di provare 8 melatonine e magari non hanno anche la possibilità di trovarle. Invece col discorso della melatonina vibrazionale non c'è nessun tipo di pericolo, perché al limite, no, proprio se uno è un extraterrestre, al limite non sente niente, ma male non fa, capite? Quindi il vostro Marietto cosa vi dice? Vi dice che se volete provare il circuito radionico del Ruggero Moretto, che è gratuito, potete, o chiederlo a lui, chiaramente, che lui è sempre molto disponibile, è un libero professionista di altissimo livello, oppure praticamente
in un certo senso, scaricarlo nei siti del capitano.altervista.org e utilizzarlo. Ciao Brunella, grazie di esserti unita nel diario del Marietto Veneziano. Ecco, questa è la prima risposta che voglio dare a una nostra amicizia che segue il vostro Marietto sul canale e che fa sempre delle domande interessanti e chiaramente se fa delle domande interessanti sono anche intelligenti. Bene, andiamo avanti. Riprendo un po' il discorso di ieri di chi fa i riti operativi, perché come ho già detto tante volte, di solito le persone arrivano dal Marietto, da un esoterista, quando praticamente hanno le spalle contro il muro, no? Le hanno provate tutte, sono andati a bussare a tutte le porte, no? Ne ho sentite tutti i colori nei vari anni che ho parlato con delle persone e quindi capisco che alcune volte non è che sono stati truffati, ma diciamo avevano creato troppa aspettativa a queste persone e poi chiaramente no, chi si illude poi dopo quando si sveglia nel sogno cade, no? E quindi il mio consiglio, un consiglio pragmatico, no? Un consiglio che è crudo e nudo, no? È quello di incominciare a pensare di fare delle protezioni con dei rituali, con dei sigilli, col ciondolino che metto in vendita a 150 euro e vi dico che hai regalato quel prezzo lì. Devo dire una cosa, devo essere chiaro, non tutti potranno mai acquistarlo, non perché non hanno i soldi, ma proprio perché la Kabbalah non è per loro e ci sono dei cancelli, come anche nei libri di Kabbalah. I kabbalisti hanno messo dei cancelli proprio dentro i libri di Kabbalah, proprio per quelle persone che non è per loro, no? A me mi dispiace perché una persona potrebbe a un certo punto dire ma quella persona è così buona, così brava, no? Beh, ricordatevi sempre che le strade che portano all'inferno sono lastricate d'oro. Quindi anche quando uno viene in casa vostra e vi mette giù il tappeto rosso, dovete stare attenti. E riguardo vorrei fare e dire un racconto così a fantasia, perché sapete che il vostro Marietto le racconta sempre un po' a fantasia, che proprio per quando io raccontavo queste cose a una mia cliente 15 anni fa è sbiancata, no? Proprio perché mi ha detto, ma sa che lei ha ragione? E ho detto, perché mi ha ragione? Perché mia mamma, no, a un certo punto della sua vita ha cominciato ad andare in depressione. E non si capiva perché, abbiamo parlato tutti gli specialisti a destra e a sinistra, e non si capiva per quale motivo da un giorno all'altro era incominciata ad andare in depressione per mesi e anche mesi, no? È stata male, no? Abbiamo parlato tutti i dottori a destra e a sinistra e non riuscivano a trovare la solution. Poi a un certo punto mio marito ha comprato una cam per il computer e cosa succedeva? Periodicamente veniva in casa nostra, in casa della madre di questa cliente, una persona che era andata in pensione e faceva l'infermiera, no? E sembrava una persona dolce, di cuore, sapete quelle persone, non so se voi conoscete qualcuno, insomma una persona di cuore che andava a trovare sua mamma, no? Allora, che cosa è successo? Ha messo questa cam e quando la mamma di questa mia cliente andava a fare il caffè, no? Si girava per prendere il latte, lo zucchero, si vedeva che questo tipo qui prendeva qualcosa e lo metteva dentro il caffè. Allora cosa è successo? Loro hanno guardato questa registrazione e questa cam mi ha raccontato, sono andati chiaramente i carabinieri da Benemerita, hanno preso poi la mamma, l'hanno portata all'ospedale e hanno congelato il sangue. La Benemerita ha chiamato questa infermiera in caserma per chiedere che cosa metteva in questo prodotto. Alla fine era un prodotto farmaceutico che serviva per dormire, una cosa del genere, insomma, no? Morale della favola, via il processo. Sapete che i processi in Italia sono lunghissimi e quindi era andata su tutti i giornali. E lei mi diceva, era l'ultima persona al mondo che uno avrebbe mai potuto credere che avrebbe fatto una cosa così. Poi sembrava così dolce. Questo per dirvi, cari miei, quando iniziate a capire cos'è la radiostesia radionica, sempre attenti chi mettete sotto protezione, perché questa signora era l'esempio lampante, mi ha detto, sarebbe stata l'ultima persona al mondo che uno avrebbe creduto
che era capace di fare un gesto del genere. Quindi, ciao Diana, grazie di esserti unita. Ciao Giulia, ciao Anna Laura, ciao Brunella, ciao Ivana. Bene, quindi capite, cari miei, attenzione prima di tutto a chi mettete sotto protezione, perché poi magari sapete che le strade che portano all'inferno sono sempre lastricate d'oro, quindi magari proteggete uno che oggi vi sembra la vostra anima gemella, in realtà magari non lo è, e poi dopo qualche anno salta fuori la birichinata e poi vai a pulire tutto. Quindi ritorniamo un po' ai riti propiziatori e ai riti di bando, perché è importantissimo capire che non bisogna farli quando la vacca è scappata dalla stalla, ma bisogna farli prima, i riti propiziatori, prima, perché se lo fanno le multinazionali, no? Che in fondo uno direbbe, ma questi qua sono potentissimi, cos'è che hanno bisogno? Quantomeno lo deve fare una persona. Certo, poi c'è quello che va a prendere la reliquia del santo, va benissimo, no? In un certo senso, però bisogna ricordarsi sempre che se magari è stato santificato per delle qualità che di santo non c'erano niente, ma la gente in quel momento era ignorante, uno si prende un pezzo della gonna della santa monaca o del santo monaco che nella realtà si aggancia a qualcosa di astrale, di negativo, perché sapete che la reliquia non è altro che un collegamento astrale con un guscio, perché se uno è un santo chiaramente non resta più in alcuni piani vibrazionali, sale e quindi rimane solo il loro guscio. Se è un guscio negativo, cari miei, salta da rosso. Quindi, cari miei, sempre riti operativi o di bando quando si sta bene. Quando si sta male, poi corrigli dietro la mucca che è scappata dalla stalla. Capite, cari miei, che diventa 10 volte più difficile che partendo da una situazione positiva. E chiaramente poi ci sono i vari tipi di bandi che bisogna studiare a dipendenza dello scopo che si vuole raggiungere. Ci sono i riti che appunto servono alle coppie per stare uniti o da attacchi, perché ho già spiegato in altre pillole che mi sono successi casi anni fa in cui, caspita, era incredibile, cioè donne sposate con 4 figlie che andavano a fare la schiava sessuale da 2 giornaliste. Capite che è chiaro che lì è stato usato qualcosa che andava oltre il sentimento, no? Però purtroppo il mondo è fatto così, molto probabilmente, adesso io non entro nei dettagli, però purtroppo queste donne, queste figlie sono viste portare via la madre e anche il marito, che è veramente una persona veramente adorabile, affabile, tutto per famiglia. Eppure queste 2 giornaliste si erano innamorate di questa traduttrice, no? E se la sono portata via come schiava sessuale. Qui lo dico, qui lo nego, è una barzelletta, non credeteci, voglio dire, questi sono tutti racconti di fantasia. Però per dirvi che i bandi e i riti propiziatori, cari miei, bisogna farli quando le mucche, è un modo così, tanto raffigurativo, non è che uno deve avere le mucche dentro la stalla per poter fare un rito operativo, cercate di capirmi bene, no? Perché insomma, Però è per dirvi che i riti propiziatori e i riti di bando bisogna farli prima. Se li fate dopo dovete capire che come minimo 9 mesi. Vi ripeto un'altra cosa che vi deve proprio entrare nelle ossa. Quando voi fate un rito di qualsiasi tipo, anche se le mucche sono scappate dalla stalla, è importante capire questo, il rito è fatto. Buongiorno, scusate, devo riprendere il discorso di prima perché ogni tanto Face si blocca, ogni tanto Face si blocca e mi mette un pochettino in crisi. Ritorno al discorso delle mucche che scappano avanti. Però devo dire, e riprendo da lì, devo dire una cosa importante, che praticamente quando si fanno questi riti operativi, prima di, in un certo senso, iniziare questa maratona per fare no? Dovete sempre controllare se quella persona che è vostro bersaglio, cioè che credete che sia sopra la vostra vita, valga la candela, cioè il santo valga la candela, perché alcune volte, no, vi state mettendo invece in una gabbia
in una gabbia che sempre dorte. E poi un'altra cosa, la gente pensa che non abbia tempo, magari non ha tempo per andare a fare la spesa, e questo, ciao Maurizio Antonio, e questo magari ci credo. Però noi, come vi ho detto, se attivate la melatonina, se attivate tutte le cose che ha detto Marietto, la vitamina C, l'MSM, le varie erbette nella ricola e quant'altro, è chiaro che noi abbiamo un'aspettativa di vita come minimo di 95 anni, di 90 anni di sicuro. Certo che se poi voi seguite Marietto, continuate a fumare, andare a letto tardi, cari amici, e poi non prende neanche la melatonina, è chiaro che la soglia e la qualità di vita si abbassa, no? Voi sapete che ormai il vostro Marietto verso 9, 9 e mezza, massimo 10, è già in letargo, praticamente voglio contare le pecorelle e via, no? Quindi è chiaro che ci vuole una vita piuttosto equilibrata, senza andare nei bar a fumare, a bere alcolici, anche perché se voi vivete 90 anni ma arrivate a 60 anni senza aver mai preso melatonina, magari con dentro 2 pacchetti di sigarette alla settimana, capite? È chiaro che voi potete anche vivere a 90 anni, ma la qualità di vita, chiaramente, le sinapsi del cervello, non c'è sampo, nel senso che, voglio dire, avrete tutti i polmoni intasati di catrame, no? E quindi voi potete vivere anche 90 anni, però insomma già a 60 anni si è un pochettino claudicanti, escono i primi attriti, le sinapsi incominciano a ragionare un po' così e quindi di conseguenza, sì certo uno dice vivo, ma Osho diceva quello è un copia e incolla, ogni giorno è uno uguale all'altro, quindi è chiaro che il vostro Marietto vi dà dei consigli: usate la melatonina dai 35 anni in avanti, circuiti protettivi, riti operativi e riti propiziatori e bandi quando si sta bene, non quando si va dall'esoterista quando si sta male, perché il rito poi funziona, no? Però ci mette 20 volte magari di più. E poi sempre analizzare bene col vostro esoterista di fiducia qual è il rito migliore, no? Oppure magari il sigillo. Vi ritorno ancora sul discorso del lavoro del sigillo, perché alcuni lo fanno per lavoro ma non si rendono conto di una cosa. Guardate, il Marietto, quando aveva 23 anni, 26, ha avuto delle offerte di lavoro importanti, no? Io ai tempi avevo sempre un profilo molto basso, ma visto che avevo delle qualità e sapete in alcuni ambienti e paesi anche i muri parlano, mi hanno offerto dei posti di lavoro importanti, far consulente magari con la sedia e pelle umana vicino, è una battuta, no? Vicino a un ciao Maria Gesualdo, magari a qualche ciao Sara, scusa, prima si è bloccato il Face, ogni tanto fa questo scherzo, no? Quindi capite che il Marietto ha detto di no. Tutti chiaramente dicevano che il Marietto era un po' stonato, no? Però capite, ero giovane, avevo visto che la materialità insomma portava al basso astrale e ho sempre fatto un passo indietro perché chiaramente avevo una visione diversa da chi voleva andare in giro con Rolex, andare tutte le vacanze con transatlantico, andare a Medesimo Sciara, San Moritz, quelle cose qui. Avevo un'altra visione della vita, no? E quindi non mi interessava poi avere il biglietto, il ticket per il basso astrale, no? Quindi, perché? Perché chiaramente avevo una visione lunga, anche se vi devo dire 90 anni non è che sono tanti lunghi, è un battito di ciglia per tutte le possibilità che abbiamo di rincarnarci. Certo che se uno vuole andare in giro con Rolex, il Porsche o il Ferrari parcheggiato, avere la terza donnina di riserva, no? Essere osannato quando apre il suo studio medico, di avvocatura di qua e di là, a destra e a sinistra, capite, 90 anni, e ve lo dice Marietto che ne ha già 60, se mi volto indietro sono volati, e ho visto tantissime persone che hanno voltato l'angolo se non sono andati in basso astrale, sono pochi, no? E allora quindi se voi adesso avete 30 anni, 40, 50, dovete incominciare a pensare che avete un'aspettativa di vita immensa ancora, fino a 90 anni, che è vero che sono pochi, però insomma potete ancora giocarveli bene.
ma giocarveli bene, non farvi lavare il cervello dal primo suonatore di piffero che incomincia a dire vi do la ricchezza a destra e a sinistra. Queste cose il 90% delle volte, se non l'avete capito, portano nel basso astrale. Lo diceva il mago Frabrato, lo dice Gurdjieff, lo dicevano tutti, lo diceva anche il Dante, che è stato quello che ha fatto da spartiacque. Quindi, cari amici, dovete incominciare a progettare il futuro. Il futuro lo si può progettare, si può dire io fra 10 anni voglio aver raggiunto queste conoscenze esoteriche, se non ci ha fatto in 10, in 20, ma almeno avete una struttura mentale e una struttura nel subconscio che vi salverà da certe pecore nere o suonatori di pifferi. Se non incominciate a fare così, cari amici, e il futuro per molti che corrono dietro al posto di lavoro sicuro, per il basso astrale però sicuro, è chiaro che la cosa, perché non c'è niente di gratis in questo mondo. Anche ultimamente sto seguendo un caso e vedo proprio gente che comincia a spegnersi, appena arriva in pensione si spegne e va nel basso astrale. No? E quando siete nel basso astrale il karma si paga e si paga dolorosamente. Quindi, lo ripeto, le operazioni di riti operativi si fanno prima a monte, quando si sta bene, si ha le sinapsi che si usano e funzionano. La melatonina, lo ripeto, fa male solamente a chi non la prende. È chiaro che poi se avete il calma di ammalarvi, vi ammalate, ma è sempre meglio avere una malattia equipaggiati bene per poterla superare che invece arrivare lì con magari 2 pacchetti di sigarette a settimana, andare tutte le settimane a collegarvi a un egregore, magari a ammazzarvi allo stadio gridando dietro gente che neanche conoscete, e diventare nervosi magari con vostra moglie, per esempio ci è fatto, o litigare nei bar per 2 che neanche conoscete, si tira un pallone e si beccano 5 milioni di euro all'anno. Capite che quella sì, può essere chiamata vita, Osho lo chiamava coppia e incolla. Bene, cari amici, io penso che per oggi ho detto tutto. Mi ripeto ancora, Ruggero Moretti è stato uno dei più grandi divulgatori radionici, è stato secondo me sottovalutato a livello mondiale per le sue competenze e le sue qualità anche di divulgatore e di esperto di radionica, radiostesia, no? Perché è un grandissimo della radionica. Lo è stato anche Giorgio Picchi, ma Giorgio Picchi ha scritto questi 3-4 libri importanti e poi se n'è andato. Invece, grazie di Dio, è rimasto ancora questo grandissimo Ruggero Moretti. Quindi chiunque usa il suo circuito che lui ha donato all'umanità, ricordatevi questo grande passaggio che ha dato per l'umanità, per la gente, no? Basta un bicchiere d'acqua, il suo circuito, e voi praticamente senza colpo ferire avete la melatonina. Verranno momenti in cui la melatonina sarà rarissima, quindi o usate questo circuito oppure, cari miei, vi fate una scorta da guerra già in questo momento, perché arriveranno momenti in cui queste cose qui saranno rarissime, e non perché adesso magari uno ha il borsellino pieno di soldi pensa che in quei momenti lì, quando arriveranno, i soldi serviranno, perché a quel momento lì i soldi sarà carta straccia. Bene, cari amici, io ho detto tutto. Penso che vi ricordo l'ultima cosa, tanto per chi non ha sentito la pillola di ieri, è che quando vi collegate nel diario di Marietto non fatemi la domanda che cosa serve, vi chiedo solamente di prendere il mouse, andare nel sito alcapitano.altavista.org, ci sono tutti gli ebook gratuiti, li scaricate e li leggete istruzioni. Se non volete leggere potete andare nel canale di Hildegarda Marietto Veneziano. Hildegarda ha più di 500 pillole, il vostro Marietto ne ha 1018 in questo momento, in cui ci sono tutte e di più le istruzioni per poter fare qualsiasi rito operativo semplice, no? Se volete una consulenza sono 20 euro, 45 minuti, pagabili solo tramite PayPal, no? E ricordatevi, fatevi il conto PayPal perché in futuro vi tornerà utile. Lasciate stare tutte le altre robe americanate che vi stanno propinando, perché verranno tempi che PayPal sarà oro. Questo lo dico e qui lo nego, perché sapete che Marietto e sono tutti racconti di fantasia. Bene, cari amici,
Ho finito, ho fatto la mia pubblicità e via. Niente, vi aspetto come al solito venerdì sera alle 21:30 nel canale di Ildegada per le famose Sibille live gratuite, al sabato alle ore 16, ieri ho detto 14 ma volevo dire 16, per le Sibille gratuite del Pendolino di Marietto Veneziano. Bene cari amici, grazie e alla prossima, ciao!